ritrovati ad una nuova puntata del Notes di Antenna 3. Diamo subito dunque uno sguardo insieme agli appuntamenti in calendario per oggi. La 45esima mostra mercato dei marroni del Monfenera vi aspetta a Pederoba a partire da sabato 12 e domenica 13 ottobre con un trionfo di eventi e iniziative da non perdere. Sabato dimostrazione di ballo e serata danzante a partire dalle 21. Domenica mercatino dell'artigianato, laboratorio didattico a tema legno per bambini che potranno anche fare un giro in sella ai poni. Dalle 15:30 canti popolari e antichi mestieri con la pastoria del Borgo Furo e alle 21 musica con i Favaro Band. Tutte le sere ricco stand gastronomico. 19esima rassegna dei vini del Piave e Livenza che si svolgerà a Porto Buffolè. 3 weekend imperdibili, ricchi di appuntamenti, dedicata ai vini premiati alle altre mostre del territorio. L'inaugurazione sarà sabato 12 alle 18 e poi troverete degustazioni guidate dai sommelier Fisar. Questo evento, lo ricordo, fa parte della rassegna Malanotte d'estate. Per saperne di più www.malanottedestate.tv. Domenica 13 ottobre poi a Codognè in provincia di Treviso avrà luogo la 19esima edizione della Festa della Mela Cotogna e la seconda edizione della Fiera Veneta delle piccole produzioni locali. Dalle 10 alle 18 stand gastronomici, mercato dell'artigianato e spazio bimbi e poi ancora spettacoli di cooking show, musica e danza. Proseguo segnalandovi che sabato 12 e domenica 13 ottobre nel centro storico di Treviso c'è Campagna Amica in città. In piazza Borsa ci saranno le fattorie didattiche e le fattorie sociali per conoscere tutti gli aspetti del mondo contadino. In piazza Giustiniani invece troverete il mercato di Campagna Amica con le varietà di prodotti a chilometro zero da poter acquistare e poi cooking show, attività per bambini, sfida tra Dragon Boat e picnic ai giardini di Sant'Andrea. Non mancate! Nel 1906 un italiano vinse il premio Nobel. Non solo in riconoscimento dei suoi profondi insegnamenti e ricerche critiche, ma su tutto un tributo all'energia creativa, alla purezza dello stile e alla forza lirica che caratterizza il suo capolavoro di poetica. Con questa motivazione l'Accademia svedese assegnò il premio Nobel per la letteratura a Giosuè Carducci. Finirai per trovarla la via se prima hai il coraggio di perderti. Tiziano Terzani. Pescantina è situato in Valpolicella, a circa 12 km da Verona. Il suo territorio si può definire di pianura pedemontana e questa è anche zona vinicola comprendente le DOC di Recioto e Valpolicella e la produzione di Amarone della Valpolicella. Chi ama le passeggiate all'aria aperta può godere di un tempo libero a contatto con il fiume Adige grazie alla sistemazione tra l'altro della nuova strada Alzaia. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci alla prossima puntata.